Ben ritrovati a tutti, un cordiale buongiorno a voi telespettatori. Anche oggi puntuali noi di Focus TG vi terremo compagnia, vi terremo informati in diretta fino alle 13:30 con tanta cronaca, tanti collegamenti dal territorio e, attenzione, vi preannuncio già uno speciale sul meteo chiaramente del nostro territorio, meteo del Veneto. Scopriremo che estate sarà, cosa dobbiamo aspettarci e come sta cambiando, come cambierà il clima e il microclima delle varie zone del Veneto. Insomma, tutto questo e poi attualità, insomma, i nostri approfondimenti, le nostre inchieste per un'edizione di Focus TG davvero imperdibile, quindi restate con noi. Noi adesso, come d'abitudine, però iniziamo con la cronaca. La prima parte del Focus TG è dedicata alle notizie appunto che ci arrivano dal territorio e partiamo con una notizia purtroppo tragica, una notizia di cronaca nera perché precipita dal Picco di Roda e perde la vita. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio sopra il lago Centro di Cadore. La vittima è un escursionista di 48 anni. Lancia l'allarme e poi precipita. È morto così Carlo Ghedin, l'escursionista di 48 anni residente a Pocenia in provincia di Udine, che ieri attorno alle 14, dopo essere caduto dal Picco di Roda, prima di precipitare è riuscito a chiamare il 118. Ghedin si è reso conto di essere in estrema difficoltà sopra un salto di roccia, ma dopo la sua richiesta d'aiuto non ha più risposto alla centrale del SUEM che cercava di localizzarlo. L'equipaggio dell'ambulanza è riuscito comunque ad individuare il corpo senza vita dell'escursionista precipitato per un centinaio di metri sotto il sentiero di Cresta. La salma è stata ricomposta e trasportata al campo di calcio di Nebbiu per essere affidata al carro funebre. Secondo una prima ipotesi, Carlo Ghedin si trovava in prossimità della cima del Picco di Roda quando ha perso l'equilibrio scivolando lungo la ripida parete laterale, da dove ha potuto solo lanciare l'allarme prima di ruzzolare tra le rocce. Il Picco di Roda è una cima isolata che si raggiunge dopo aver superato un ghiaione, scarsamente frequentata, forse a causa dell'importante dislivello, ma dalla quale il panorama è a perdita d'occhio. Carlo Ghedin lavorava alle dipendenze di un'azienda agricola. Grande appassionato di montagna, il 48enne lascia il papà e 2 fratelli. Era condotta da un poliziotto della questura di Treviso, messosi al volante in stato di ebbrezza, l'auto che ieri sera ha ucciso un 17enne in scooter a Paese. L'automobilista è stato arrestato, straziati i commenti dei familiari. Io ho visto troppi pezzi di motorino là, andava troppo forte. Si può correre a 200 all'ora, 150 all'ora così. Alessio Pavan ha visto il nipote steso a terra senza vita ieri sera in via Olimpia a Paese. Non erano neppure le 23 quando sul tratto davanti alle Serre Gazzola la Volkswagen condotta da un poliziotto di 28 anni della questura di Treviso, Samuel Seno, che si era messo poco prima al volante in stato di ebbrezza, affrontando una curva ha invaso la corsia opposta scontrandosi con lo scooter di Davide Pavan, 17 anni appena, di Morgano, che tornava dalla casa della fidanzatina a Castagnole. L'impatto è stato devastante, l'auto ha terminato la sua corsa sulla pista ciclabile. Davide è stato sbalzato di sella e per lui è stato vano ogni disperato tentativo di rianimazione. Sottoposto dai carabinieri all'alcol test, l'automobilista è risultato avere nel sangue un tasso di alcol di circa 1,5 grammi per litro, vale a dire 3 volte il consentito. L'incidente è successo perché questo personaggio qua correva così forte che lui non ha visto nessuno e corri. E cosa hai trovato? Ho trovato Davide. Che Davide comunque era sulla sua strada, lui è andato tutto dall'opposto, ma come si fa ad andare di là? Uno così alla fine, non so neanche come farà a vivere uno così. È stata la fidanzatina a notare, geolocalizzando il telefono, che Davide era fermo da una decina di minuti nello stesso tratto e al papà ha detto si sarà rotto lo scooter, andiamo a vedere, ma arrivati sul posto si sono trovati di fronte a una scena straziante. Che ragazzo era Davide? Davide? Ma era tranquillo, speciale. Si voleva un bene con sta morosetta, guarda. Si volevano veramente bene.
Il poliziotto alla guida dell'auto è stato arrestato per omicidio stradale e posto agli arresti domiciliari, una vicenda che ha profondamente sconvolto la questura trevigiana. Ho seguito la vicenda da ieri sera, sono estremamente addolorato per il lutto che ha colpito la famiglia del ragazzo. Esprimiamo tutto il nostro dispiacere, il nostro, anche di tutti gli appartenenti qua alla Polizia di Stato, in particolar modo della questura di Treviso, e siamo dispiaciuti del coinvolgimento di un nostro collaboratore. E lo shock per questa drammatica notizia chiaramente ha sconvolto tutta la comunità di Paese. Andiamo nel prossimo servizio a fare il punto della situazione. Samuel Seno, agente dell'ufficio immigrazione della questura, aveva trascorso la serata con i compagni del rugby Paese a poche centinaia di metri dal luogo in cui, di lì a poco, si sarebbe consumato il dramma della morte di Davide Pavan. Una stagione positiva, un quarto posto insperato. Ai compagni e alla società aveva annunciato che quella appena disputata era l'ultima partita con la maglia del Paese. Voleva forse cambiare squadra o addirittura smettere di giocare. Quale che fosse il motivo, il suo saluto è stato giustamente festeggiato. Qualche birra, poi la decisione di mettersi in macchina per rincasare verso Santabona. Dispiace perché si possono evitare certi incidenti. Questa volta è toccato questo ragazzo 28enne, sì, purtroppo rientrava da un festeggiamento, tra l'altro a conclusione del campionato. Straziante per tutti. Penso anche per lui, perché tante volte, ripeto, questioni di distrazioni, di attimi, e in questi attimi si possono cambiare le vite, le sorti agli altri. Un dolore che coinvolge direttamente il rugby Paese, che non è rimasto indifferente alla tragedia che si è consumata poco lontano dalla sede, da cui Samuel era partito da una manciata di minuti. Ben voluto, ben considerato, un ragazzo d'oro, dicono tutti. I compagni lo hanno raggiunto sul posto. Il presidente Pierluigi Pozzebon interpreta tutto lo strazio di un ambiente che con i giovani e i giovanissimi lavora quotidianamente. Un episodio grave, un episodio di dolore enorme. Non posso che essere vicino alla famiglia di quel ragazzo, sicuramente. Sono il presidente, ma sono anche un genitore, sono un papà, e cose del genere ti uccidono. Quindi la mia presenza per quella famiglia è enorme e posso solo che essergli vicino nel dolore, sapendo anche che la mia vicinanza non potrà togliere il loro dolore, però è così, da parte mia e di tutto il rugby Paese, sicuramente sì. Ancora sangue sulle strade. Ieri sera a Portogruaro un uomo di 43 anni ha perso la vita in uno schianto violentissimo. Lo schianto, l'auto accartocciata. Erano le 22:30 circa quando Mauro Sarto, 43enne di Caorle ma residente a Portogruaro dove è avvenuto l'incidente, ha trovato la morte lungo la tangenziale nei pressi di una stazione di servizio. Era alla guida della sua auto in direzione Trieste quando, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Portogruaro giunti sul posto per i rilievi, sembra che Sarto abbia invaso la corsia opposta proprio mentre stavano per sopraggiungere un'altra auto e un furgone. Inutile il tentativo degli altri conducenti di evitare l'impatto, che è stato violentissimo. L'auto del 43enne è finita a oltre 100 metri di distanza in mezzo alla strada, completamente distrutta, mentre lui è stato scaraventato fuori finendo in mezzo alla tangenziale e morendo sul colpo. Il furgone è finito fuori strada, aperto in due, mentre l'altra auto poco più avanti. Immediato l'intervento dei soccorsi con i vigili del fuoco e i sanitari del 118, oltre ai carabinieri, ma ogni tentativo di salvare la vita a Mauro Sarto è stato inutile. Feriti gli altri due conducenti, ma senza gravi conseguenze. La tangenziale è rimasta chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso. Sarto lascia la moglie e un figlio piccolo. E adesso ci spostiamo a Cittadella perché continuano le indagini dei carabinieri per rintracciare, identificare il pirata della strada che ha investito e causato la morte di un'infermiera in pensione.
La svolta nelle indagini potrebbe arrivare da uno specchietto retrovisore di un Alfa Romeo Giulietta ritrovato poco lontano dal luogo dell'incidente. È una corsa contro il tempo quella dei carabinieri di Cittadella, che stanno cercando di dare un nome e un volto al pirata della strada che sabato sera ha travolto e ucciso Gabriella Beltramello, 73enne infermiera in pensione dell'ospedale cittadino. La donna, in sella alla sua bici, stava tornando a casa dopo aver trascorso il pomeriggio dal figlio e dai nipoti quando in via Cesaretta è stata urtata con violenza e sbattuta a terra da un'auto che poi è scappata. A dare l'allarme una coppia che stava passando davanti Villa Giusti e ha notato il corpo della signora stesa a terra. Sul posto è arrivato il 118 che l'ha portata d'urgenza all'ospedale di Cittadella, dove è stata ricoverata in terapia intensiva e lì è spirata domenica mattina. L'USL 6 Euganea si stringe al dolore della famiglia di Gabriella Beltramello, che per molti anni è stata infermiera del Nido e dove lavorava anche il marito Pietro, anche lui infermiere nel reparto di otorinolaringoiatria. I carabinieri stanno visionando le telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona. Il pirata della strada non può non essersi accorto di aver investito una persona. E noi continueremo fra poco con tante altre notizie di cronaca. Vi ho già annunciato lo speciale sul meteo, una pagina dedicata proprio a come sarà questa estate, come cambierà, come sta cambiando il clima in Veneto. Parleremo anche di siccità, insomma tutto questo dopo la pubblicità. Ci rivediamo fra 2 minuti. (12:15), ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, come sapete lo saremo fino alle 13:30 per tenervi informati, per tenervi aggiornati su tutto quello che è successo e sta succedendo nel nostro territorio. Ebbene, abbiamo aperto la pagina di cronaca, quindi continuiamo con le notizie che provengono dal Veneto. Ci spostiamo adesso a Bassano perché torniamo a parlare del drammatico incidente che è costato la vita a un 20enne, Giacomo Del Fiacco, deceduto a seguito di uno schianto in automobile contro un muretto. Giacomo Del Fiacco giocava a calcio e le 2 società in cui ha militato, l'Angarano e il Nove, lo ricordano come un vulcano in campo e nella vita. Sentiamo le loro parole. È arrivato con la stessa irruenza con cui giocava in campo. Era un vulcano nello spogliatoio, in allenamento, durante le partite, e questo suo modo di essere è stato anche motivo per cui ha legato subito con i compagni e si è creato subito una bellissima sintonia con i giocatori, con gli allenatori e i dirigenti. Proprio per il suo modo di essere istintivo, puro e sempre molto, molto determinato. C'è dolore, tanto, nelle parole di Daniele Bagarollo, il presidente dell'Angarano, società in cui da qualche mese giocava in prestito dal Nove Giacomo Del Fiacco, il 20enne novese che ha perso la vita in un terribile incidente stradale la notte tra sabato e domenica, al ritorno dopo una serata tra amici dalla discoteca Live di Bassano. La tragedia in Viale Asiago, a poca distanza dal locale, dal campo di pallone dove giocava la squadra di Giacomo. Al volante della Mercedes, andata completamente distrutta e ancora sotto sequestro, si trovava un 25enne di Marostica, rimasto ferito come l'altra passeggera, 17 anni, anche lei di Marostica. I genitori di Giacomo hanno consentito l'espianto di organi e tessuti dal corpo del loro figliuolo, perché così avrebbe voluto questo ragazzo tanto amato dai suoi amici. Era un ragazzo comunque con grandi qualità, sia calcistiche che umane, e credevamo in lui e purtroppo ce l'hanno portato via prima di capire dove poteva arrivare Giacomo. Già ieri aver giocato per noi è stata, specialmente avevamo una partita anche importante, è stata una cosa surreale, perché giocare ieri per noi è stato veramente surreale. Già, perché mentre l'Angarano è riuscita a far rinviare l'incontro in accordo con la squadra avversaria, la San Pietro di Rosà, la Federazione Calcio non ha accettato nemmeno la richiesta del lutto al braccio avanzata dal team novese. Ci sono delle regole, posso dire assurde, perché neanche col lutto al braccio potevamo giocare, quindi non potevamo neanche portare una fascetta di lutto ieri. E perché questo? Questo dovrebbe chiederlo alla FIGC, perché sono regole, forse vanno un po' riviste, vanno più guardati i valori umani a volte che i valori sportivi.
comunque abbiamo cercato di onorare dal primo all'ultimo minuto Giacomo, che non c'era più. E adesso ci spostiamo all'altezza di Grisignano di Zocco, dove un tamponamento tra un'auto e un furgone ha provocato rallentamenti importanti, disagi lungo la A4 in direzione Milano, ferito il conducente dell'autovettura. Incidente lunedì lungo l'autostrada A4 poco prima dello svincolo di Grisignano di Zocco in direzione Milano. Tamponamento tra un'auto e il furgone di scorta di un trasporto eccezionale. Ferito il conducente dell'autovettura. I vigili del fuoco, arrivati da Padova, hanno estratto dall'auto, un Audi A2, il conducente, che è stato poi preso in cura dal personale del SUEM 118 e trasferito in ospedale. Illeso l'autista del furgone Volkswagen. Sul posto anche la polizia stradale e il personale ausiliario dell'autostrada. Dopo circa un'ora è stata ripristinata la normale viabilità. Ci spostiamo adesso a Treviso, in via Roma, per un fatto di cronaca che riguarda una quindicenne scippata del telefono mentre stava prendendo l'autobus. Quando ha tentato di riappropriarsi dello smartphone, la ragazzina è stata brutalmente spintonata per terra. Indaga la polizia sullo scippo denunciato da una ragazza di 15 anni che ha raccontato di essere stata avvicinata ieri mattina intorno alle 8:30 in via Roma da un individuo che le avrebbe strappato di mano lo smartphone, dileguandosi poi velocemente. La minorenne, che stava andando a prendere l'autobus, ha cercato di inseguire lo sconosciuto per riprendersi il telefono, ma è stata spinta a terra. Dell'episodio la giovanissima ha subito informato un equipaggio delle volanti della polizia, fornendo per quanto possibile la descrizione del rapinatore, tanto che gli agenti si sono già messi sulle tracce di un giovane straniero noto per episodi analoghi, vale a dire furti di cellulari, proprio nella zona di via Roma. Anche se la quindicenne deve ancora formalizzare la denuncia, la polizia sta passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza dell'area che potrebbero aver filmato l'autore della rapina durante i suoi spostamenti. Parliamo ancora di furti, sempre a Treviso, furti di denaro, vittime degli studenti delle scuole medie Stefanin. Il fatto è stato denunciato alla polizia. Furti di denaro, vittime gli studenti, tanto che la dirigente scolastica si è rivolta alla polizia. Accade alle scuole medie Stefanini di Viale Terza Armata a Treviso, dove la preside Doriana Renno si è risolta a sporgere denuncia dopo la ripetuta sottrazione di soldi agli studenti. Renno si è inoltre appellata ai genitori dei ragazzi perché evitino di consegnare loro somme di denaro se non strettamente necessario. La dirigente ha inviato una comunicazione a famiglie, docenti e personale ATA per informare degli episodi che si sono verificati a scuola e in particolare nella sede centrale dell'istituto comprensivo, e per far sapere di aver subito preso provvedimenti chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Al personale, in particolare ai collaboratori scolastici, ha inoltre chiesto di vigilare con maggiore attenzione pena provvedimenti disciplinari. Auto in fiamme ad Arqua Petrarca, interviene l'ambulanza. Auto in fiamme ad Arqua Petrarca. È stata un'ambulanza di passaggio lungo via Anganur a dare l'allarme e a mettere in salvo l'autista. I vigili del fuoco sono intervenuti lunedì pomeriggio per spegnere le fiamme che hanno completamente distrutto questa macchina. Le cause del rogo, di probabile natura elettromeccanica, sono al vaglio della squadra intervenuta sul posto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Raid di fanali e auto rubate, ci spostiamo a Vigonza. Fanali delle auto razziati a Vigonza. Dopo gli episodi avvenuti a gennaio a Selvazzano e a marzo a Loreggia, altri raid sono avvenuti a Cadoneghe, Villafranca e ora in via Lombardia nel quartiere degli Alpini a Vigonza. I ladri hanno fatto razzia non solo di fanali delle auto ma anche di pezzi di ricambio, forse da immettere nel mercato nero. L'episodio di Vigonza, comune in piena campagna elettorale, è stato commentato dal candidato sindaco del centrodestra Gianmaria Boscaro, che ha colto l'occasione per chiedere il potenziamento della videosorveglianza della zona e per rilanciare l'opportunità di collegare il sistema comunale di telecamere con la centrale operativa della questura di Padova. Hanno chiesto e percepito il reddito di emergenza, assegnato alle persone in ginocchio nel pieno della pandemia, ma non ne avevano diritto in quanto ospiti di un centro d'accoglienza
completamente a carico dello Stato. Individuati dalla Guardia di Finanza di Treviso 101 migranti che ora saranno sanzionati, mentre l'INPS avvierà il recupero delle somme indebitamente percepite. Hanno percepito senza averne i requisiti il reddito di emergenza, misura stabilita dal governo nel 2020 e successivamente rinnovata per sostenere le persone e le imprese in difficoltà economica a causa della pandemia. Sono 101 i migranti individuati dalla Guardia di Finanza di Treviso quali indebiti percettori della misura di sostegno per un totale di oltre 200.000 euro. Non ne avevano diritto in quanto privi di uno dei requisiti principali, ovvero la non ospitalità presso strutture poste a carico integrale dello Stato, quindi oltre a quelle sanitarie anche i cosiddetti centri di assistenza, centri di accoglienza straordinaria per stranieri. I 101 soggetti sostanzialmente erano soggetti provenienti da paesi dell'Africa centrale e subsahariana che erano alloggiati presso i principali centri di accoglienza straordinaria della provincia. Dalla caserma Serena all'ex Zanusso, alle strutture di accoglienza di Vittorio e Onè. Alcuni di questi 101 stranieri sono ancora ospitati nei centri, altri se ne sono nel frattempo andati. Tutti sono stati individuati e segnalati alla prefettura di Treviso. Per l'irrogazione delle relative sanzioni, che arriveranno fino a 600.000 euro, oltre che la segnalazione all'INPS per il recupero delle somme sin qui indebitamente percepite dai soggetti e l'immediata interruzione dei relativi contributi ancora in essere. Non è escluso che l'indagine abbia un seguito volto ad accertare se vi siano anche altre persone coinvolte nella frode. Chiaro che sostanzialmente possono esserci degli sviluppi che ci riserviamo di produrre e finalizzati proprio all'individuazione di un eventuale sistema posto a sostegno di queste condotte illecite. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra 2 minuti con ancora tante notizie di attualità, con i nostri approfondimenti e vi ricordo con uno speciale che riguarda il meteo del Veneto, che estate ci aspetta, come sta cambiando il clima e anche dobbiamo fare un po' il punto sulla siccità, su tante tematiche di cui giornalmente parliamo e vi teniamo aggiornati. Tutto questo fra poco, dopo la pubblicità a Focus TG. Manca una manciata di minuti alle 12:30, noi siamo in diretta, ben ritrovati a Focus TG. Nella nostra prima parte abbiamo dato tante notizie di cronaca, chiudiamo per un attimo questa parentesi, questa pagina e parliamo di crisi economiche che stanno caratterizzando, coinvolgendo anche le amministrazioni comunali, perché ad esempio i comuni dell'area berica sono fortemente a rischio conti in rosso per le spese impreviste dovute al rincaro delle bollette. I comuni chiedono sostegno allo Stato, altrimenti saranno costretti a continuare a tenere spenta o ancora più spenta l'illuminazione pubblica. Comuni a rischio dissesto finanziario per le spese dovute al caro energia e non previste in bilancio. Aumenti che superano il 40%. Per questo i 24 comuni dell'area berica fanno squadra. Pochi giorni fa un incontro con il prefetto che avrà il compito di rendersi portavoce con il governo della loro richiesta sull'adozione dei provvedimenti di contenimento spese o in termini di contributi straordinari o per imporre una calmierazione dei prezzi in bolletta. L'unico modo pertanto sarebbe quello di aumentare in maniera spropositata le tasse, cosa che non è pensabile in questo momento qua. L'altro è quello di mettere in atto delle misure che possono contenere i costi. Una di queste, immediata, semplice e rapida, sarebbe quella di spegnere l'illuminazione pubblica dall'1 di notte alle 5 del mattino, perché ci vuole una fascia importante, poi se vogliamo fare un risparmio di un certo tipo dobbiamo spegnere per diverse ore l'impianto di illuminazione pubblica. Questo ci siamo detti fra comuni. La nostra provocazione che è quella di
proporre uno spegnimento totale di tutte quante le nostre illuminazioni pubbliche sui quartieri lungo le strade e anche le vie principali. Questo non vorremmo farlo, vorremmo che lo Stato centrale capisse che anche i nostri comuni hanno necessità di avere dei fondi specifici. Presenteremo a brevissimo un documento sia allo Stato sia alla Regione affinché appunto venga sollevata questa questione e ci sia un ristoro da parte degli enti superiori. Per l'energia elettrica, per esempio, facendo un confronto su gennaio 2021 gennaio 2022, gli aumenti sono stati di ben oltre il 60%. Soluzione di cui si discuterà nuovamente in settimana tra i 24 primi cittadini, anche considerato il fatto che l'illuminazione pubblica rappresenta una forma di deterrenza alla microcriminalità. L'obiettivo è quello di stilare linee guida e adottare misure comuni nell'area dei 24 sindaci. La mancanza di precipitazioni, la siccità sta mettendo in ginocchio diverse produzioni agricole, non ultima insomma un caso dovuto a dei lavori che stanno coinvolgendo Enel a nord del Bassanese, insomma con un'intera area che è rimasta completamente a secco, ma al di là di questo caso ce ne sono tanti altri in tutta la regione dovuti proprio alla scarsezza di precipitazioni. Ma oltre alle produzioni agricole anche l'industria entra in un periodo di grande sofferenza, ce ne parla il nostro collega Daniele Garbin. Il problema siccità diventa sempre più preoccupante in Veneto. Le associazioni di consorzi idrici stanno avanzando le richieste nelle ipotesi più drammatiche di attingere alle risorse trentine dell'Alto Adige. In crisi non solo l'agricoltura ma anche l'industria, in particolare a sofferenza nel Vicentino il settore della concia, concentrato nelle valli del Lagno Chiampo. I timori delle aziende già colpiti dai rincari dell'energia e dal calo delle richieste da parte dei clienti abituali, ora con lo spettro della crisi dovuta alla carenza d'acqua utilizzata nei processi industriali, coinvolgono direttamente i sindaci che sono costretti a provvedimenti di emergenza come a Chiampo. Certamente la siccità riguarda e ha riflessi anche sulla zona della concia, perché chiaramente con un minore afflusso d'acqua appunto anche la depurazione diventa più complicata. Ecco dunque che le nostre società di gestione hanno dovuto prevedere una diminuzione di limiti appunto per quanto riguarda lo scarico delle nostre attività per consentire di rispettare i parametri poi di scarico nel tubone Arica, che è il tubone che poi fa l'equalizzazione degli scarichi stessi. Ecco. Quindi questo è l'elemento principale. Questo è un elemento di sofferenza perché dimostra come la siccità non abbia soltanto impatto ovviamente sull'agricoltura, ovviamente sul rifornimento idrico, ma ha poi come lunga conseguenza anche impatti sulla depurazione. E come ogni anno i mesi di maggio e di giugno si preannunciano particolarmente difficili per chi soffre di allergie e questa tematica è strettamente legata anche alla siccità, alla mancanza di pioggia, perché insomma siamo davanti a una vera e propria allerta per quello che riguarda la diffusione, la propagazione dei pollini. Siamo in piena allerta pollini e a dirlo, oltre che l'allergia di maggio, anche l'ARPAV che monitora e analizza costantemente la situazione sul territorio. L'allerta pollini inizia per quelle persone che hanno problematiche ad esempio di nocciolo, inizia già a gennaio-febbraio. Adesso siamo proprio nel culmine. E vorrei anche fare, diciamo così, un piccolo intermezzo dicendo che noi nell'area adesso cominciamo a vedere dei piccoli fiocchi bianchi che sono come una lanugine. Ecco, questo non è polline, ma sono i cosiddetti pappi, cioè è il passaggio dopo il polline, è il semo, il frutto di alcune piante, quali salici, quali pioppi, che non danno reazione allergica di per sé. Allergia che quest'anno ha una concentrazione più alta della media stagionale a causa della scarsa piovosità. Quest'anno c'è stata una primavera particolare, con poche piogge, con giornate relativamente calde, con venticello. Sono tutti fattori che diciamo così favoriscono la presenza del polline in aria.
E le piante hanno prodotto molto. C'è da ricordare anche che alcune piante, intervalli di anni, effettuano un fenomeno particolare che è l'effetto pasciona, proprio per perpetuare la specie, cioè vanno a produrre un'enorme quantità di polline. Ovviamente il polline arriva alla fecondazione, produce i semi, quindi perpetua la pianta. Parliamo adesso di aviaria. Gli allevatori della Bassa Padovana fanno fatica a ripartire e attraverso la Coldiretti chiedono aiuto alla Regione. 35 focolai da ottobre, oltre 4 milioni di capi abbattuti, i numeri dell'epidemia di aviaria che ha colpito gli allevamenti avicoli della provincia di Padova. Ora, superata la fase dell'emergenza, Coldiretti chiede alla Regione che vengano al più presto svincolati i fondi assegnati al Veneto per i danni diretti subiti dagli allevatori. Si tratta di uno stanziamento del Ministero della Salute di 57 milioni di euro relativo alle perdite conseguenti agli abbattimenti obbligatori dei capi negli allevamenti per arginare la diffusione del virus. Fin da subito ci siamo mossi nel regionale per chiedere all'assessore della sanità Nazzarin di fare presto e sbloccare quelle risorse stanziate per gli aiuti diretti negli abbattimenti, 57 milioni di euro. Auspichiamo che a breve queste risorse riescano ad entrare nel circuito della filiera avicola del nostro territorio e con queste riuscire a dare un inizio di liquidità. La mancanza di liquidità e l'aumento di costi di produzione dovuti ai rincari delle materie prime e delle forniture elettriche stanno rendendo difficoltosa la ripresa. Il settore avicolo nella nostra provincia vale 120 milioni di euro, conta 312 allevamenti e oltre 6 milioni di capi, concentrati per lo più nella zona della Bassa Padovana, con una produzione di 91.000 tonnellate. Oltre ai danni diretti, dunque, Coldiretti chiede anche un anticipo dei pagamenti indiretti. Altri 30 milioni di euro stanziati dal governo, dove stiamo in attesa del decreto attuativo per riuscire a mettere anche queste risorse nel circuito veneto e nazionale per tutte le aziende che hanno avuto queste problematiche. Speriamo nella celerità, sono ormai 8 mesi, dobbiamo fare presto, le aziende, gli imprenditori aspettano solo un segnale positivo in questa difficile vicenda che purtroppo ci ha segnato l'avicoltura padovana, regionale e nazionale. Sarà la provincia di Vicenza a gestire il lago di Fimon, per i prossimi 3 anni. Firmato il protocollo con la Regione. Ed eccolo la firma congiunta di Regione e Provincia sul protocollo del lago di Fimon, sottoscritto proprio in riva al lago. Un passo in avanti per poter meglio salvaguardare il delicato ecosistema dell'area, facendo un passo indietro. I laghi infatti sono sempre stati competenza delle province, ma la riforma del Rio l'ha affidata alle regioni. In attesa di un riordino normativo, per i prossimi 3 anni la Regione Veneto riassegna alla provincia di Vicenza anche la competenza degli interventi straordinari, quelli che vanno pianificati a lungo termine. Una vera e propria novità, auspicata trasversalmente da tutte le forze politiche vicentine. Sì, è un protocollo che è una novità assoluta, perché passiamo da una periodicità ridotta sulla gestione nei rapporti appunto con la regione del lago di Fimon per gli interventi di manutenzione a un periodo molto più lungo di 3 anni, con dei fondi anche messi a disposizione della Regione Veneto. Quindi è importante una collaborazione che porterà ad un tavolo tecnico che mira a salvaguardare questo posto molto amato dai vicentini, il luogo di meta di incontro spesso soprattutto nei fine settimana, ma anche durante gli altri giorni è ben frequentato, e quindi vogliamo valorizzarlo al massimo e lo faremo con una serie di attività. Sono precisamente 50.000 euro all'anno i fondi destinati dalla Regione. Una cifra oggettivamente bassa, che però potrà essere incrementata sulla base dei piani che verranno presentati alla commissione tecnica appositamente costituita. Quali sono i progetti che finalmente ora potranno prendere vita? L'opzione parchi acquatici sembra essere la prima ad essere depennata. La provincia in realtà ha già delle idee, però attendiamo, oggi abbiamo fatto la firma, attendiamo il primo incontro di questo tavolo tecnico, poi vediamo che indirizzo verrà preso. Insomma, l'ambiente lo vediamo, no? È caratterizzato proprio dal suo essere naturale e quindi poco antropizzato, anzi per nulla antropizzato, credo sia da preservare
proprio la naturalità di questo sito, anche in considerazione del fatto che sono sempre meno i siti caratterizzati proprio da questa caratteristica di naturalità che credo il cittadino vada a cercare. E adesso parliamo di casa nostra, che poi in realtà è casa vostra, perché parliamo di voi, per ringraziarvi degli ascolti record registrati dal gruppo Media Nord-Est riguardo insomma la straordinaria diretta della donata degli Alpini a Rimini, che noi abbiamo seguito fin dalle prime ore del mattino, più di 10 ore ininterrotte di diretta che hanno catturato l'attenzione di oltre 1 milione di telespettatori, che ringraziamo, oltre insomma a tutti i tecnici, a tutti i giornalisti, a tutti coloro che hanno reso possibile raggiungere per l'ennesima volta un traguardo così importante. Vediamo. Ancora record di ascolti per il gruppo Media Nord-Est, che ha raccontato tutta la dunata nazionale degli Alpini a Rimini. Una diretta non stop seguita da 1 milione di telespettatori per le emittenti del gruppo Media Nord-Est, al fianco, come sempre, delle penne nere per tutto il loro lungo sfilamento, realizzando oltre 10 ore di diretta e il 71% di share di tutte le emittenti locali del Veneto. Questo significa che 7 telespettatori su 10 delle TV locali hanno scelto il nostro network per vivere le emozioni di Rimini, confermando Antenna 3 e Rete Veneta la vera casa degli Alpini. Per noi di Rete Veneta anche il primato di emittente televisiva locale più vista in assoluto durante lo sfilamento degli Alpini del Veneto. Una diretta, la nostra, vista in tutto il mondo, con messaggi da Stati Uniti, Canada e Londra. 1 milione di grazie agli Alpini e al Veneto. E adesso appuntamento ad Asiago, dove dall'8 al 10 luglio si terrà la prossima adunata triveneta, con noi di Rete Veneta in prima fila. E non mancheremo di raccontarvi tutte le emozioni di quest'altro evento imperdibile. Adesso però andiamo un attimo in pubblicità, rientriamo fra poco. Vi ricordo, abbiamo un importante approfondimento per tutto quello che riguarda il mondo del meteo, il clima in Veneto, altre notizie di cronaca, attualità, a fra poco. Ben ritrovati a Focus TG, altra notizia di cronaca di cui vi rendiamo conto: furto nella notte a Selvazzano, un furgone usato, pensate come ariete, per insomma fare breccia in un negozio, rubate 10 biciclette di lusso. Una banda di professionisti organizzata e capace di mettere a segno il furto in pochissimi minuti. Nonostante i sistemi di allarme, le barriere davanti alle vetrine e le grida dei vicini, i banditi hanno colpito. E così per la seconda volta in un anno, all'Amorbiato Racing Bike Sport, i ladri sono fuggiti con biciclette del valore di 10.000 euro l'una a Selvazzano, lasciando dietro di sé danni al negozio e le altre bici esposte per altre decine di migliaia di euro. Verso le 3 di notte un furgone ha sfondato la vetrina con la serranda, anche se c'erano i paletti anti-intrusione, hanno divelto tutto e hanno portato via una decina di biciclette. E noi ci siamo anche un po' attrezzati, nel senso allarmi, nebbiogeno, eccetera, eccetera, ma più noi ci attrezziamo, più loro dopo trovano il sistema per entrare lo stesso. La dinamica è simile, altri colpi nel Veneto si sono ripetuti in modo analogo, un furgone lanciato contro le vetrine, il botto e il furto avvenuto in pochi minuti. Tu lavori, ti dai da fare, dopo in 2 minuti ti portano via il sacrificio di tante ore di lavoro e di giorni di lavoro. Noi siamo sempre motivati perché il nostro lavoro ci piace tanto, i nostri clienti ci danno soddisfazione, i marchi, le aziende lo stesso, però uno si fa anche delle domande perché dice sì, ogni anno mi portano via X euro, 100.000 euro tra danni e valore economico delle biciclette. Io stanotte ho dovuto dormire qua perché non sono riuscito a ripristinare le vetrine, perché hanno scardinato tutto. Allora uno
si fa delle domande, vale la pena, non vale la pena. La forza di volontà e dare un segnale ai clienti, e il negozio poche ore dopo è già aperto e sistemato. All'interno tutto di nuovo in ordine, biciclette esposte e la parete con i capi d'abbigliamento risistemata, ma l'amarezza è tanta. Cerchiamo di non deludere nessuno, sicuramente questo fa parte anche del nostro DNA, però anche così, sai, arrivare qua, cioè, trovi il lavoro di per sé è sempre difficile. Comunque noi sicuramente non molliamo, però vorremmo lavorare anche in un sistema di sicurezza maggiore. E allora fra pochissimo ci collegheremo con l'ARPAV per lo speciale meteo di cui vi ho più volte parlato durante questo Focus TG. Dobbiamo capire che estate ci aspetta, farà caldo, dobbiamo fare un po' il punto sulla siccità, insomma tante cose di cui parlare insieme all'ARPAV. Prima però parliamo di sicurezza stradale nelle scuole e allora guardiamo adesso il nostro prossimo servizio, sicurezza stradale, che approda tra i banchi delle scuole del Veneto, un'importante iniziativa resa ufficiale dalla firma di un protocollo regionale. Parte la nuova campagna regionale sulla sicurezza stradale con la novità dei messaggi veicolati in contenuti e percorsi didattici nelle scuole all'interno delle ore di lezione di educazione civica per oltre il 500.000 di studenti veneti. Il progetto riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi complessivamente e potenzialmente può raggiungere tutti i nostri studenti, sia delle scuole statali che paritarie. E in realtà il progetto cerca di mettere assieme competenze tecniche e contenuti, messaggi fondamentalmente da dare in tema di educazione stradale e modi comunicativi e didattici affinché questi contenuti arrivino efficacemente ai nostri studenti. Tornano così le auto accartocciate e incidentate fuori dalle discoteche e con esse anche gli spot shock con immagini inquietanti su come la distrazione alla guida possa rendere una persona anche meno amata. Soltanto alcune del corollario di iniziative del progetto pilota in tutta Italia con il Veneto capofila e che vede insieme con la scuola le società autostradali e la nostra regione. Non dimentichiamoci che ad esempio la scuola è chiusa d'estate ma sono aperte le discoteche, quindi sono luoghi di aggregazione importanti per comunicare con i ragazzi. Oggi la firma del protocollo per l'insegnamento dell'educazione stradale tra i giovani. E quindi i budget non saranno più singoli budget investiti per iniziativa a tutela della sicurezza stradale, ma sarà un unico budget che verrà poi gestito in base a, alle esigenze del mondo della scuola, che intercetta e parla a 561.000 ragazzi. Restiamo nelle scuole per parlare di abuso di alcol. E allarme per la crescita dell'abuso di alcol tra i ragazzi tra i 18 e i 24 anni. I casi di consumo problematico saliti dal 25% del 2019 al 37% del 2020 nel corso del lockdown, con una scolarità elevata e senza evidenza significativa di problematiche sociali o economiche. Così, secondo il report del SERD dell'ULSS 3 Serenissima, che ha fatto il punto sul problema nell'Alcohol Prevention Day della settimana scorsa, evidenziando come il fenomeno sia preoccupante anche nel veneziano e in tutto l'interland della città metropolitana. I dati dell'indagine hanno altresì messo in evidenza come l'abuso di alcolici riguarda in percentuale maggiore i maschi, con il 20,6%. Per loro, come per le ragazze, drink e bevande alcoliche sono spesso considerati una normale e una sana consuetudine, sia come aperitivo che come digestivo, specie dopo cena. E adesso, come promesso, ci colleghiamo con Stefano Veronese, meteorologo dell'ARPAV, a cui diamo il benvenuto al nostro Focus TG. Buongiorno. Buongiorno a voi. Perfetto, allora, collegamento che funziona perfettamente, questo ci permette di iniziare subito a entrare nel vivo. Allora, prima domanda che riguarda un pochino così un quadro generale della situazione per ciò che attiene al meteo qui in Veneto. Intanto
parliamo un attimo, cerchiamo di fissare un attimo dei punti di partenza. Quali sono un po' le peculiarità del meteo, del clima oggi nella nostra regione? Com'è cambiato anche un po'? Beh, allora c'è sempre da dire che il clima è in continua evoluzione, non ci sono secoli che si sono ripetuti uguali gli uni agli altri. È pur vero che in questi ultimi decenni c'è stato un notevole cambiamento dal punto di vista, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione delle temperature e delle precipitazioni. Per quanto riguarda le precipitazioni sono diventate meno frequenti, però quando accadono sono più intense. Le temperature invece è evidente, è palese, una tendenza ad aumento sia nei valori notturni sia nei valori diurni. È certamente presto, immagino, per chiedere a Stefano Veronese un po' che estate ci aspetta, però possiamo almeno dare così su per giù qualche indicazione, qualche sentore. Voi dell'ARPAV, insomma, in base ai vostri studi, in base alle vostre previsioni, che tipo di estate delineate per il Veneto, a livello proprio climatico, chiaramente? La risposta non è possibile, francamente. Abbiamo qualche indicatore, però la scienza non ci consente oggi, all'inizio di maggio, di dare un trend per quanto riguarda l'estate. Sarebbe come fare testa a croce e questo non è scientificamente corretto. Un auspicio però, quello sì, lo abbiamo, che l'estate o quantomeno questa ultima parte della primavera siano particolarmente piovose, perché veniamo da un periodo particolarmente secco e questa secchezza ha fatto sì che le falde non si siano ricaricate, i bacini sono veramente a livelli molto bassi, a livelli storici molto bassi, e questo quindi se la fine della primavera e almeno la prima metà dell'estate non avranno una piovosità superiore alla media, c'è davvero il rischio che il razionamento idrico, che è una cosa che noi sinceramente non conosciamo a livello regionale, purtroppo diventi una realtà, e questo con tutti i problemi che porta. A proposito di siccità e di temperature, è notizia proprio di poco fa il report di Coldiretti che definisce questo periodo come, insomma, uno dei più caldi, dei 5 più caldi dell'ultimo decennio. Quindi, insomma, questa è la testimonianza proprio del fatto che la scarsità di precipitazioni e le temperature stanno mettendo sicuramente in difficoltà un intero comparto come quello agricolo, come quello dei coltivatori, degli allevatori. Stefano Veronese, per quello che riguarda proprio il punto sulla siccità, perché nel vostro ultimo report di ARPAV si parla di un 39% in meno, insomma, di precipitazioni rispetto un po' agli standard del periodo. Parliamo chiaramente dell'anno idrologico che è iniziato a ottobre, insomma. Ad oggi grosso modo sono caduti, se leggo bene, se ricordo bene, 376 mm di precipitazioni. Insomma, questo è un dato basso, ma qual è la situazione generale legata proprio alla siccità? C'è da dire che ultimamente si sono registrate delle precipitazioni, non sono state particolarmente significative, però c'è da dire che sono state positive perché sono venute piuttosto tranquillamente, non ci sono stati fenomeni intensi, e questo ha fatto sì che il terreno abbia assorbito la quasi totalità di ciò che è caduto dal cielo. E sicuramente non è stata una situazione, non sono state precipitazioni risolutive, però come abbiamo potuto vedere la natura, non appena le piogge sono arrivate, le precipitazioni sono arrivate, è sbocciata, quindi significa che era veramente in attesa di queste precipitazioni. Adesso è anche vero che in questa settimana, e questa sì che è una previsione, avremo una scarsità, un'assenza sostanziale di precipitazioni, quantomeno sulla pianura, e soprattutto temperature che saliranno sopra la media anche di molto, si arriverà a valori quasi estivi verso giovedì-venerdì. Quindi vedete come basti veramente poco per passare da una situazione di temperature sotto la media, come era la settimana scorsa, a temperature sopra la media, come avverrà
avviene già adesso, ma soprattutto nei prossimi 2-3 giorni. Quindi vedete, quando si parla di estremizzazione del clima, veramente si passa da un estremo all'altro nel giro veramente di pochi giorni, e questa non è una caratteristica climatica che è tipica delle nostre zone, dove comunque mediamente la primavera aveva degli alti e dei bassi, però comunque stava attorno a una situazione più bilanciata, più media. Per quello che riguarda invece, abbiamo parlato di queste precipitazioni che sono, insomma, possiamo dire precipitazioni localizzate, non si è trattato di fenomeni particolarmente estesi, però per quello che riguarda temporali, fulmini, anche qui qual è la situazione? Cioè registrate un aumento anche dell'intensità di alcune precipitazioni, oppure al momento non si segnalano, diciamo, particolari criticità? No, tralasciando gli ultimi giorni in cui non ci sono state, appunto, come ho detto, precipitazioni significative dal punto di vista sia dell'entità sia dell'intensità, però c'è da dire che negli ultimi anni siamo veramente in difficoltà, perché c'è stato un forte cambiamento, un forte aumento delle precipitazioni intense, e effettivamente l'estate, ma anche l'ultima parte della primavera e la prima parte dell'autunno sono diventate un periodo nel quale le allerte meteorologiche si susseguono con cadenza quasi giornaliera, e questa è veramente una novità, perché fino a 2-3 decenni fa sì, c'erano i temporali, però non portavano i problemi idrologici e i danni che invece negli ultimi 5-10 anni, 15 anche, si susseguono con una frequenza veramente inusuale. E questo è legato proprio al fatto che l'aumento delle temperature fa sì che quando arrivano le classiche perturbazioni da nord, nord-est, nord-ovest, queste classiche perturbazioni trovano una situazione diversa da quella che era tipica di 2-3 decenni fa, una situazione più esplosiva, tra virgolette, quindi il maggior caldo fa sì che ci siano dei maggiori contrasti termici, e questo, va da sé, porta a precipitazioni più intense. E allora chiudiamo, prima di salutare il nostro ospite Stefano Veronese, meteorologo dell'ARPAV. Gli chiediamo, ce l'ha già delineato, ce l'ha già fatto capire, insomma, parlando dell'aumento delle temperature verso la seconda metà della prossima settimana, però facciamo una previsione appunto dei prossimi giorni, cosa dobbiamo aspettarci? Ma come ho detto, oggi noi martedì come ARPA facciamo le previsioni per mercoledì, martedì naturalmente, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, diciamo che arriviamo al fine della settimana. Ecco, per quanto riguarda la pianura non sono previste precipitazioni, quantomeno fino a venerdì. In montagna ci sarà qualche piovasco rovescio, ma nulla di particolare. Poi invece nel fine settimana è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione da nord-ovest, e questo farà sì che ci sarà un aumento della nuvolosità e ci saranno nuove precipitazioni. C'è da dire nulla ancora di particolare a livello sia di quantitativi sia di intensità, però comunque diciamo il millimetraggio tenderà ad aumentare ulteriormente, e questo bisogna dirlo, sì, soprattutto perché è sabato e domenica, porterà qualche disagio per chi soprattutto si aspetta di poter stare all'aperto con una certa costanza, però è veramente la classica manna dal cielo, perché è veramente molto importante che le precipitazioni si susseguano con una certa regolarità, possibilmente senza portare danni, perché come ho già detto siamo veramente in una situazione molto preoccupante dal punto di vista idrologico. E allora in pratica munirsi di ombrello impermeabile per il fine settimana, però ben venga la pioggia. Noi ringraziamo Stefano Veronese, meteorologo dell'ARPAV, per questo interessantissimo spaccato che insomma ci ha raccontato, ci ha spiegato un pochino anche cosa dobbiamo aspettarci e il perché insomma si stanno verificando difficoltà che noi raccontiamo giorno dopo giorno. Grazie Stefano Veronese. Grazie a voi. Grazie, buona giornata e allora buon lavoro di monitoraggio e di studio. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo fra poco con tantissime altre notizie.
Sono le 13:05, questo vuol dire che manca poco meno di mezz'ora alla fine del nostro Focus TG. Tempo a sufficienza per continuare a tenervi compagnia, a tenervi informati su tutto quello che sta succedendo ed è successo in Veneto, nel nostro territorio. Adesso parliamo di farmacie, parliamo di tamponi, di vaccini. Perché? Perché finora sono stati, pensate, 8 milioni i tamponi effettuati nelle farmacie del Veneto e più di 130.000 le vaccinazioni. Questo il bilancio appunto dell'attività delle farmacie. A settembre potrebbero tornare in campo proprio le farmacie per la somministrazione della quarta dose. Un autunno da 20 milioni di contagi, a poche ore dalle dichiarazioni del presidente AIFA Giorgio Palù, che ha annunciato per settembre la valutazione sull'eventuale somministrazione della quarta dose a tutta la popolazione. Il virologo Fabrizio Pregliasco scommette sulla stagionalità del virus, avvertendo del possibile rialzo dei contagi con la fine dell'estate. E se la quarta dose è già sdoganata per fragili e ultra ottantenni, saranno con tutta probabilità medici, infermieri e farmacisti i prossimi a ricevere il vaccino aggiornato con la variante Omicron. Ci sarà una chiamata generale per quel che riguarda il nostro comparto. Probabilmente nell'autunno rivedremo una recrudescenza. Sarà da capire se appunto rimarremo su delle varianti che saranno gestibili a livello domestico, come sta avvenendo adesso per la Omicron, e quindi il sistema sanitario non riceverà un grande impatto. E nel momento in cui decideranno per la quarta dose per tutti, credo che chiederanno una mano alle farmacie, le farmacie risponderanno presente. Una campagna, quella vaccinale, che nelle farmacie del Veneto ha raggiunto numeri da record. 31.000 vaccini, le farmacie che sono state attive da questo punto di vista sono state 284, in parte o in toto. Così come importanti sono i numeri dei tamponi. In Veneto, nel periodo della pandemia, dal 29 di dicembre, quando è stata autorizzata la somministrazione dei test antigenici rapidi in farmacia, fino al 28 di aprile, quindi fino all'altro ieri, sono stati eseguiti 8.435.000 tamponi. Ulsa Scaligera al primo posto per tamponi effettuati nelle farmacie, Marca Trevigiana al secondo posto con 1.670.000 tamponi effettuati. E adesso cerchiamo di fare un po' di ordine, un po' di chiarezza, grazie alle dichiarazioni che ci ha rilasciato il presidente Ascom Treviso Federico Capraro sulle limitazioni ancora vigenti per il contrasto all'emergenza Covid. Una confusione che pensavamo fosse tollerabile, comprensibile all'inizio, quando ci siamo trovati impreparati a gestire una situazione del genere. Non è certamente pensabile che a distanza di 25 mesi ci troviamo ancora nella medesima impreparazione, e quindi con un decreto che sposta, un'ordinanza che sposta dalla sera alla mattina una modalità operativa. Non è la sostanza questa volta, ma la forma. Dopo 25 mesi al lavoro con la mascherina, il settore del terziario sarebbe stato disposto a fare ancora un sacrificio, ma è la gestione del provvedimento che non convince, dunque delle misure di contenimento del Covid, che ancora una volta sta generando confusione tra i lavoratori, con il rischio concreto per il settore di generare delle perdite anche di indotto. È chiaro che nel momento in cui paesi come la Spagna, come la Grecia, dal punto di vista turistico estiva per le spiagge, presentano delle soluzioni, presentano delle modalità di raggiungere quei posti o di vivere in quei posti che sono più, ripeto, libere, no? Rispetto alle nostre, portano un turista straniero ovviamente a valutare diversamente se andare in Spagna, in Grecia o in Italia. Le limitazioni incidono. La tesi di Ascom Treviso, che parla per la prima volta di ripresa minata da un sentimento di incertezza di fronte ad interventi tampone contro gli aumenti che non vanno ad incidere in maniera strutturale e nel lungo periodo. C'è una ripresa alla quale noi stiamo guardando con grande attenzione, che è minata da questo doppio aumento, ripeto, dell'inflazione e dei costi. Noi dovremmo intervenire sulle accise della benzina, dovremmo intervenire su quelle voci che nelle bollette, più che riguardare il costo dell'energia, riguardano tutti i costi accessori. Quelli sarebbero interventi risolutivi, invece questi sono degli aiuti, dei sostegni che hanno una durata limitata al quantum, ai 200 euro, ma il giorno dopo si è punto a capo. E adesso ci spostiamo ad Arzignano, che punta sui plateatici per far tornare la città alla vitalità pre-Covid.
Plateatici gratis per tutti e per sempre, iniziativa singolare messa in campo dall'amministrazione comunale che non solo proroga la misura della gratuità introdotta per dare respiro agli esercizi a fronte delle restrizioni previste a contrasto del Covid, ma la rende anche definitiva. Abbiamo deciso di rendere gratuiti i plateatici all'aperto per bar, pizzerie e ristoranti. È un modo per sostenere appunto quelle attività economiche che sono state colpite dalla pandemia, dalle restrizioni, ma è anche un modo per far rivivere le nostre piazze, i nostri centri cittadini, per portare appunto le nostre famiglie in piazza, all'insegna dello stare insieme, all'insegna della socialità, e anche un modo appunto per abbellire con questi plateatici i nostri centri. L'iniziativa, che grazie al regolamento comunale è di natura stabile e continuativa per dare una prospettiva certa ai commercianti, prevede un impegno del comune di circa 30.000 euro annui e vuole essere un incentivo finalizzato a promuovere la qualità dell'esperienza di partecipazione alla vita sociale e commerciale. 30.000 euro annui per riportare i cittadini nelle piazze, a riportarli a vivere nel cuore del centro, per aiutare i commercianti e per attrarre anche nuovi investitori. Arzignano rilancia così l'inizio dell'estate con un'iniziativa importante che vuole essere definitiva anche per gli anni successivi. La gratuità interesserà una quarantina di locali che avranno modo così di investire nelle loro aree esterne anche in vista della stagione estiva. Il regolamento è stato studiato per essere retroattivo e quindi valido a partire dal 1 aprile 2022, data con la quale lo Stato ha decretato la fine dell'emergenza pandemica. Ed è stato approvato a Costa Bissara il progetto per una nuova rotatoria. All'incrocio tra strada di Costa Bissara nel comune di Vicenza e le vie Fornace e Cavour in quello di Costa Bissara sarà realizzata una nuova rotatoria. Avvio del cantiere previsto per il 2023. L'intervento avrà un costo complessivo di 225.000 euro. Le giunte comunali hanno approvato il progetto definitivo che viene ora presentato alla Regione del Veneto per l'ammissione ai contributi per la messa in sicurezza stradale anno 2022. Un intervento che ha l'obiettivo di risolvere le criticità dovute alla geometria dell'attuale incrocio. L'opera non servirà solo a regolare il traffico veicolare, rallentando le velocità di punta e disciplinando correttamente le manovre di svolta, ma anche a mettere in sicurezza il passaggio di pedoni e biciclette sul nodo stradale mediante un percorso ciclopedonale che darà continuità alla pista presente sul territorio del comune di Costa Bissara e verso Vicenza Centro. Soluzione ad un punto nero più volte segnalato dai cittadini. Parliamo adesso di negozi sfitti, ci spostiamo a Mestre per segnalarvi a distanza di qualche mese un altro blitz di Freak of Nature. Dopo il blitz dello scorso gennaio a Venezia, gli attivisti di Freak of Nature sono tornati nella notte a Mestre con un blitz per censire con il bambù verde 143 negozi sfitti. È l'ottava performance in Veneto per mettere sotto i riflettori l'abbandono urbano, inducendo a riflessioni sociali. La scritta sfitto, accompagnata dal bambù di diverse tonalità che caratterizzano la poetica murale di Freak of Nature, non vogliono danneggiare ma indurre le persone a vedere, a pensare ciò che sta accadendo in molte città. Tanti, troppi spazi vuoti che significano perdita di identità della città, afferma l'artista, perdita di denaro, spopolamento, degrado urbano e umano. Quest'opera continua vuole aprire gli occhi, ma anche le porte al dialogo, al confronto su temi davvero importanti in questo momento. E a Mestre, conclude, lo scenario è davvero preoccupante. Si chiama Vela for All ed è un simulatore per avvicinare allo sport della vela i pazienti paraplegici, tetraplegici. Ce ne parla un nostro graditissimo ospite che ritroviamo ai nostri microfoni, Andrea Stella.
Nautica e disabilità si incontrano nel nuovo progetto Vela for All con un unico scopo: migliorare la qualità di vita delle persone con paraplegia e tetraplegia. 8 pazienti dell'Oras di Motta di Livenza impareranno ad andare in una piccola barca a vela grazie a delle sedute di allenamento su di un'imbarcazione della classe ANSA installata su un simulatore. Durante le lezioni verrà ricreato anche il vento. Dopo un mese di corso agli allievi sarà possibile anche la prima uscita in mare. Quindi una persona che muove solo il mento riesce da solo a guidare la barca. Si realizza un sogno. Si realizza un sogno perché per avviare una persona alla vela, quando ci sono queste limitazioni così importanti, serviva una struttura come Oras, quindi un ospedale riabilitativo che mettesse insieme le competenze dei velici, della Lega Navale, dello Spirito di Stella, insieme a quelle mediche e fisioterapistiche. Con il supporto di un'equipe medica multidisciplinare completa e di tecnici di straordinario valore si potrà ridare nuove prospettive di vita ai pazienti in riabilitazione. In particolare quelli che hanno lesione dei 4 arti, per cui i tetraplegici. Vorremmo provare in loro dei sistemi di comando e vedere come questo tipo di attività possa facilitare, diciamo così, la qualità di vita di loro una volta ritornati a casa. Partiamo proprio dal medico, dal fisioterapista, che ci daranno la garanzia che quello che stiamo facendo non crea innanzitutto un danno alla persona, funziona e va bene, e quindi per questo è sperimentale, per questo è unico a livello mondiale. Siamo soddisfatti perché siamo riusciti a mettere insieme le risorse del nostro ospedale, dell'iniziativa Lo Spirito di Stella, della nostra ULS e della Lega Navale, quindi tanti attori diversi, compreso il produttore della barca a vela, e che si è reso molto disponibile per questa sperimentazione e anche poi per implementarne l'uso nel futuro nella pratica quotidiana. Il mare è un ambiente libero e senza barriere. Navigando puoi dimenticarti della sedia a rotelle, tornare a un grande senso di normalità. D'ora in poi il sogno di alcuni pazienti potrà diventare realtà. Sicuramente sarà una bella esperienza. Ci spostiamo adesso sul Delta del Po per parlarvi di un progetto da, pensate, 55 milioni di euro per lo sviluppo del parco. Valorizzazione del Delta del Po dal punto di vista turistico e naturalistico, un progetto in collaborazione con l'Emilia-Romagna per intercettare fondi del PNRR. Abbiamo una misura del PNRR dedicata all'area del Delta, Emilia-Romagna e Veneto, che naturalmente è sede di 2 parchi regionali. Sono destinati 55 milioni di euro di provenienza del Ministero della Cultura e che saranno appunto destinati ad implementare dei progetti che vadano nella direzione di garantire il potenziamento dell'offerta turistica e culturale, la costruzione di reti e di infrastrutture. Si tratta di una grande opportunità per quella che è un'area unica nel contesto nazionale e direi in tutto il Mediterraneo, perché si tratta della più importante area umida che oggi ha delle potenzialità di crescita importantissime dal punto di vista turistico, dal punto di vista economico, dal punto di vista anche delle grandi produzioni nel mondo della pesca e dell'agricoltura che sono realizzate in questo territorio. La cultura può essere sicuramente un volano per attivare tutti questi percorsi virtuosi. Ecco, l'abbiamo visto per esempio in queste ultime vacanze pasquali, come il Delta del Po abbia fatto un grande pienone quasi inaspettato, no? Oltre alle città d'arte, anche questi percorsi e questa natura e questa cultura legata a quest'area del nostro territorio sta piacendo e sta attirando molto. Forse anche il Covid ha aiutato, nel senso magari la volontà di stare all'aria aperta, negli ampi spazi senza resti. Sicuramente si tratta di un territorio da scoprire per tutti gli italiani, gli turisti stranieri, ma anche per i veneti. Non è molto conosciuto ancora oggi, ma ha delle potenzialità di crescita incredibili, offre una capacità di dare delle offerte turistiche diverse, lontane da quella che è il turismo di massa, bensì capaci di intercettare l'aspetto della naturalità del territorio, della simbiosi con l'ambiente e della visitazione di luoghi unici che sono appunto riconosciuti
riconosciuti anche dall'UNESCO come zona della biosfera e che sicuramente possono rappresentare per il futuro un'ulteriore offerta nell'ambito dell'offerta complessiva della Regione del Veneto in materia turistica. La cultura, attraverso il potenziamento dei percorsi pedonali, delle piste ciclabili, delle reti museali e della visitazione di tutti quelli che sono gli aspetti monumentali, architettonici e paesaggistici di questo territorio, può essere uno stimolo, un volano formidabile appunto per garantire questo percorso. Ci spostiamo adesso a Padova, parliamo sempre di progetti, in questo caso progetti per l'aeroporto Allegri che sono stati presentati alle autorità cittadine, previsti voli notturni, droni, avioturismo, insomma ci parla di questo e di tanto altro insomma, che riguarda questo argomento la nostra collega Chiara Gaiani. 2 piste, una in cemento lunga oltre 1000 metri, l'altra verde, la base del SUEM 118, 2 scuole volo e tutta l'area militare fino al 2005 da ripensare. Se il tema della sicurezza dell'aeroporto Allegri resta quello più caro alla città, lo sviluppo delle attività sono al centro dell'interesse. La società che lo ha in gestione dallo scorso novembre ha sviluppato un piano di investimenti a breve, medio e lungo termine, 2,5 milioni di euro, 1 milione dei quali dei fondi del PNRR sono già sul piatto. Tra i potenziamenti previsti, quello a servizio della sanità padovana e in particolare del centro trapianti. Stiamo ipotizzando di implementare tutto quello che riguarda la segnaletica a terra e il sistema non più in radiofrequenza ma in GPS per permettere gli atterraggi e le partenze di notte o con poca visibilità, quindi nebbia, foschia o qualsiasi altra problematica. Implementeremo il sistema del SUEM 118 dove a oggi abbiamo la parte di eliporto e non solo come ad oggi solo di giorno ma anche di notte. Sul lungo termine gli investimenti passano dalla formazione di studenti e piloti grazie all'opera di un comitato scientifico di cui farà parte anche l'università, all'avioturismo per intercettare un interessante flusso proveniente dai paesi nordici, in particolare dalla Germania, che si muove su piccolo aeromobili. Padova si candida anche come sede di un vertiporto, una base di decollo e atterraggio destinata ai droni. L'Agenzia Europea per la sicurezza del volo ha emesso nel mese di marzo la regolamentazione prototipale ma operativa per i vertiporti. Padova potrebbe essere una candidata ideale, l'aeroporto di Padova, ma la città di Padova ad accogliere queste nuove opportunità di sviluppo tecnologico e di servizi. Restiamo a Padova per parlare di archeologia, in questo caso di archeologia militare. Un convegno interamente dedicato all'archeologia militare si terrà a Padova il prossimo 20 e 21 maggio proprio al Museo Storico della Terza Armata. Un'occasione per discutere con docenti, storici e archeologi di storia, cultura e paesaggio. Si parlerà in generale di quello che sono i recuperi ad esempio in quota con installazioni della Prima Guerra Mondiale da parte di archeogeologi che interverranno appunto in questo frangente, di archeologia subacquea. Storia e archeologia per ricordare, ma anche per valorizzare il territorio, quello veneto, ricco di testimonianze della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Nuova scienza che si aggiunge all'altra documentazione che può essere quella d'archivio, memorialistica, che riguardano ovviamente la storia militare e eventi militari. L'archeologia si affianca con metodiche, con nuove discipline che possono essere la geodetica, lo studio del territorio, la stessa botanica, per il recupero di quell'immenso patrimonio che noi in Italia abbiamo per esempio sui vari scenari della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Una storia non fatta solo di ricerche d'archivio, ma testimoniata sul campo. Un tema che può portare, oltre al recupero della memoria, il coinvolgimento dei cittadini che sempre più si dimostrano attenti alla valorizzazione del territorio. Non è solamente una questione di mantenere aperti questi eventi al pubblico o agli appassionati, ma anche una ricaduta su quello che è l'economia locale, perché sicuramente avere delle strutture militari recuperate che possono essere usufruite da visitatori porta una ricaduta anche economica nella zona.
E adesso nel prossimo servizio di Ferdinando Garavello andremo a spostarci in altopiano per parlarvi di piccoli alberi che crescono nelle aree devastate da Vaia grazie a Etra, grazie a un videogioco e ad alcuni studenti. Piccoli alberi crescono là dove la mano gigantesca di Vaia ha distrutto i boschi dell'altopiano. I ragazzi del Pertini di Campo San Piero e della scuola media Generale Giardino di Mussolente hanno potuto vedere con i propri occhi lo spettacolo di un bosco che cresce grazie a un videogioco. Etra aveva infatti lanciato un contest per le scuole che tornerà nel prossimo fine settimana e i ragazzi si erano sfidati con il videogioco Mr. Bidon per vincere non punti o like, ma veri e propri alberelli. Ne sono già stati piantati 900 nell'area di Fortinterrotto, sopra Camporovere. È molto bello vedere una scolaresca che ha partecipato a un concorso indetto da Etra, il cui premio erano 900 piantine da piantumare, scusate il gioco di parole ma è necessario, in una zona proprio che è stata ferita da Vaia. È un segnale che guarda verso il futuro, verso la speranza, verso la ricostituzione di un patrimonio che la natura aveva creato nel tempo e che vogliamo contribuire a ricostruire. A vincere questi alberi quindi sono i ragazzi, gli stessi che avranno la fortuna di vedere l'altopiano del futuro. Io spero che troveranno un altopiano sempre ricco di grandi varietà di specie di alberi e soprattutto molto verde e rigoglioso, e spero soprattutto un altopiano che sia sempre meno inquinato. Un compito particolarmente delicato è quello degli sviluppatori del videogioco, che hanno trovato il modo di rendere divertente un'app dai risvolti ambientali e istruttivi. Faccenda tutt'altro che facile. Questa è stata un po' la sfida sicuramente che abbiamo dovuto affrontare, e devo dire che proprio questi test che abbiamo fatto inizialmente sono serviti proprio a questo, per riuscire a coniugare tematiche comunque importanti, a volte spesso è inutile nasconderlo, anche che possono essere un po' noiose, con un filone di gioco divertente. Il tutto è uscito bene perché nel momento in cui si va a inserire comunque la tematica di educazione all'interno della meccanica del gioco, nel momento giusto e con la modalità giusta, si riesce a fare anche un lavoro di questo tipo. Quindi l'importante era proprio un equilibrio fra divertimento e allo stesso tempo conoscenze. E adesso lo sport, con una interessantissima intervista in esclusiva a Lorenzo Casini, il nuovo presidente della Lega Calcio di Serie A, che ha delineato ai nostri microfoni il calcio del futuro. Approda allo stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena il nuovo presidente della Lega Calcio di Serie A, Lorenzo Casini, e racconta, affacciato sulla laguna, le strategie del suo mandato. Mi sembra che il calcio italiano debba concentrarsi su 3 temi importanti che poi ne contengono molteplici al loro interno. Sono quello delle risorse e quindi trovare il modo di aumentare i ricavi, quello delle infrastrutture, e su questo devo dire che a Venezia sullo stadio si è intervenuto molto bene grazie anche ad Andrea Cardinaletti, e il terzo è la scuola, ma intesa come formazione, educazione. Il calcio deve essere visto più come strumento anche di formazione e non solo come elemento economico-finanziario. Venezia è per lui una meta privilegiata. E sono abituato a venirci da tantissimi anni per la Biennale, e sono venuto qui come prima partita da presidente Venezia-Sampdoria, e quindi mi faceva piacere tornare, ma soprattutto partecipare alla finale di Coppa Italia della primavera, perché tra le priorità della Lega Serie A ci devono essere i giovani. I problemi nel calcio non mancano, ma anche le idee e i progetti per nuove soluzioni. La Serie A riproduce l'Italia, quindi si trovano tutte le dialettiche che attraversano il paese, nord-sud, e a volte società più ricche, società meno facoltose, però nel complesso la Serie A è un prodotto eccezionale che, devo dire, al di là poi degli alti e bassi, tutto il mondo ci invidia. E con lo sport si chiude questa edizione di Focus TG. Non mi resta che darvi appuntamento a domani, sempre puntuali alle ore 12. Vi invito a seguire tutti gli altri appuntamenti dell'informazione su Rete Veneta e vi auguro una buona giornata.